giorno 9 maggio si inaugurerà questa nuova area in Contrada Casena, dove c'è il monumento al magistrato ucciso alla mafia Livatino, un lavoro sicuramente impegnativo. Ecco, ci parli di questo evento, come si svolgerà e quali sono in arte le cose che avete realizzato? Dopo aver chiesto la concessione all'ANAS di quasi 5.000 metri quadri, abbiamo presentato il progetto a tutte le autorità, al prefetto, al questore, al vescovo e alla città, pensando di avere una collaborazione sia con l'istituzione che con tutti i cittadini per portare avanti questo parco dell'amore, della memoria e dell'impegno. Quindi abbiamo prima bonificato tutta l'area, spazzatura, tutte le strade che sono tutte alluvionate, insomma piene di detriti. Poi abbiamo incominciato a piantumare. A piantumare siamo arrivati a quasi 800 piante complessivamente. Quindi ora iniziamo a curare queste piante e quindi il giorno 9 finalmente facciamo questa inaugurazione alla presenza del prefetto, del vescovo che ci hanno assicurato la presenza e delle altre autorità cittadine. Ora speriamo che la città risponda, che si ricordi di questo martire per la giustizia e la fede che ci ha dato tanto a questa città e quindi poi dedicheremo le piante a tutte le vittime di mafia che ci sono all'Agrigentino. La prima pianta l'abbiamo dedicata al maresciallo Giuliano Guazzelli, la seconda la dedicheremo all'agente penitenziario trucidato. Quindi ora iniziamo sperando nella buona gestione e l'aiuto principalmente dei cittadini e delle istituzioni se vogliono aiutarci a mantenere questo parco.